Eccoci qui, allora siamo a Burdusò. Dopo un po' di fatica per arrivare qui, siamo in un bellissimo luogo con la dottoressa Giovanna Fundoni che ci fa vedere quello che stanno facendo qui. Siamo a Burdusò, ma siamo anche molto in alto, è un bel, Siamo a bel 700 progetto. metri, 700 metri sul livello del mare. Sono felice perché c'è fresco, quindi questi giorni sta proprio bene. Guardate qui cosa ci abbiamo, loro stanno scavando, siamo in una campagna di scavo e vedete qualche immagine perché spesso mi chiedete ma cosa si fa negli scavi, perché tantissimi di chi ci segue, te lo dico, sono appassionati ma anche turisti, quindi non è che sono così addentrati. Allora a volte mi chiedono ma cosa fanno gli archeologi quando vanno a scavare, che so, vanno con le pale, no? Adesso poi vedete qualche immagine, capite che è un lavoro davvero di fino. E qua potete vedere, adesso la dottoressa ce ne parla, un pozzo sacro. E avete liberato? Sì, qua siamo nel sito di Sosmuros, nell'agro di Burdusò, nel territorio comunale del comune di Burdusò, dove stiamo scavando un sito archeologico che si chiama Sosmuros, dove c'è un esteso villaggio di epoca nuragica del ferro, tra il bronzo finale e prima età del ferro, in cui è presente un pozzo sacro. Noi siamo parte dell'Università di Sassari, del Dipartimento di UMAS di Scienze Umanistiche e Sociali e stiamo realizzando uno scavo, siamo alla terza campagna di scavo, qui stiamo mettendo in luce questo pozzo sacro, iniziato a scavare nel 2019 e tutti i suoi immediati dintorni dove sono presenti altre strutture. Lo scavo è finanziato dal comune di Burdusò che ha creduto in questo progetto e l'ha finanziato dal 2019 e ora si continua, speriamo, per lungo tempo. Che c'è ancora tanto da scavare, io qua Tantissimo. sto vedendo, è meraviglioso. E poi vedete qualche immagine di fotografia. Qui c'è anche, poi lo vedete, c'è anche una struttura che sembra un'area, ma poi non è un'area, che poi capirete anche con gli studi e successivi scavi. La cosa più interessante è questo, vero? Sì. È molto, molto bello. Questo è un pozzo sacro che noi abbiamo trovato quasi totalmente interrato, tanto che sembrava una fonte, e siamo riusciti a scavare la parte dell'ingresso che vedete qua davanti, che è scavata in parte nella roccia e in parte costituita da un lastricato, e abbiamo trovato 6 gradini che portano all'interno di una cella circolare dove sgorga l'acqua. In questo momento il pozzo è pieno d'acqua, quindi non è possibile vedere l'interno. Attorno a questo pozzo dovevano esserci altre strutture, qua immerse nella vegetazione ce ne sono tantissime strutture, tutte da scavare, ci vorranno sicuramente tante campagne. E in più questa struttura che abbiamo qua a fianco è una struttura circolare molto grande del diametro di 12 metri che stiamo iniziando a mettere in luce, per la quale ci vorrà tempo. Adesso un'ultima cosa, poi vi lascio al vostro lavoro. Avete trovato qualcosa mentre siete lì, diciamo proprio centimetro per centimetro? Sì, abbiamo trovato ceramica di epoca nuragica del bronzo finale della prima età del ferro, insomma qualche ritrovamento della cultura materiale, qualche macina, qualche fusaiola, ciò che è tipico degli insediamenti dell'epoca, della testimonianza della vita quotidiana che si svolgeva nell'area. Da quello che hai visto fino adesso, di che periodo stiamo parlando qua? Stiamo parlando, come dicevo, di bronzo finale prima età del ferro, più o meno dal 1000 a.C. fino ad arrivare all'800, 700 a.C. Ancora dobbiamo cercare di capire bene la cronologia, ma grosso modo il periodo è questo. Allora io ti auguro buon lavoro a te e a tutti i ragazzi che sono qui, che sono bravissimi e stanno facendo un lavoro incredibile, perché allora poi adesso vedete qualche immagine, si va proprio centimetro a centimetro per cercare sarebbe il lavoro di stratigrafia, giusto? Sì, noi dobbiamo vagliare il terreno, capire le differenze diciamo dei diversi strati in base ai quali si sovrappone il terreno e cercare di capire se ci sono materiali, se ci sono strutture e chiaramente fare in modo di trovare qualsiasi tipo di oggetto della cultura materiale che si possa essere nascosto, diciamo, in mezzo alla terra. E qua abbiamo gli studenti dell'Università di Sassari, dei corsi di laurea in archeologia sia triennale che magistrale, ma abbiamo anche ragazzi che vengono dalle università della Sapienza, di Roma 3, avevamo anche studenti stranieri, insomma è un campo aperto un po' a tutti gli studenti in archeologia. E questo è molto bello, così come l'esperienza. Sì, qua fanno il loro tirocinio e imparano un po' come si lavora in un cantiere archeologico. Bellissimo.
io ti ringrazio tanto, vi lascio il vostro lavoro, guardatevi le immagini perché sono belle. Qui vi dico ancora una cosa, non siamo molto lontano da un altro sito molto famoso, Sì, vero? l'insediamento santuario di Romanzesu, in territorio di Vitti, che in realtà è molto vicino qua, siamo più o meno a 3 km di distanza in linea d'aria, quindi un sito abbastanza vicino con il quale ci sono sicuramente molte cose in comune, compreso le tecniche costruttive. Anche lì è presente un pozzo sacro, ci sono degli elementi in comune con l'area, sicuramente anche all'epoca erano abbastanza in comunicazione. Sì. Io ti ringrazio e vi lascio lavorare qua tutto attorno, ci sono i ragazzi che stanno scavando. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie, arrivederci. Ciao.